Mi chiamo Oksana, vengo dall'Ucraina, ho un bambino malato. Parla Oksana a bordo dell'ambulanza della Croce Verde di Padova che da Kielce, in Polonia, viaggia verso la speranza. Una speranza per Luca, 2 anni, il suo paperone giallo tra le mani, madre di 3 figli, una vita come tante a Leopoli. Dal 21 gennaio la famiglia di Oksana combatte con la leucemia diagnosticata a Luca, il più piccolo. Per questo, quando la guerra arriva, fugge per dargli una speranza e in Polonia questa speranza non c'è, ma a Padova, dove è arrivata solo poche ore fa dopo un lungo viaggio, sì. Ad accompagnarli volontari di Team for Children, associazione che dal 2009 si occupa dei bambini della oncoematologia pediatrica, e quelli della Croce Verde. Un appello raccolto subito. Quando hanno detto c'è un bambino oncologico, ho detto beh, siamo qui per questo, perché no? Pensavo fosse più complicato, invece con l'aiuto di tutti è stato poi alla fine tanto semplice ed è per questo che lo rifaremo. I sì arrivano subito dall'azienda ospedaliera di Padova per l'accoglienza, dalla Croce Verde per il viaggio. Lunedì di primo mattino la partenza, martedì poco dopo le 21 l'arrivo. A bordo Veronica, volontaria e interprete dell'ucraino, Marco, Giovanni e Lucio. 2600 km in 2 giorni, circa 27 ore di guida, considerate che all'andata insomma, ci siamo presi un po' qualche pausetta in più, al ritorno ovviamente avendo i pazienti abbiamo fatto solo 2 soste. E una cosa molto toccante era quella che su una delle 2 soste, giusto per mangiare un panino, eravamo mai in Repubblica Ceca e abbiamo dovuto insistere per riuscire a pagare un panino alla mamma, grande dignità da queste persone. Il DNA di Croce Verde di dire sempre sì. Fa parte del nostro motto da 108 anni, non diciamo sì a tutto, cerchiamo di ponderare le situazioni, ma siamo in grado di rispondere con molta resilienza alle richieste di aiuto che giungono da diverse parti. Dopo il piccolo di 4 anni accolto la scorsa settimana, Luca adesso sarà curato nel reparto diretto da Alessandra Biffi, dove tutti si stanno prodigando per accogliere i 2 bambini, un papà e una mamma, e curarli. Hanno sorriso, sono riusciti a farlo. Allora, il primo dopo qualche giorno adesso sorride, anche perché aveva necessità di terapia antidolorifica, adesso è a regime e quindi sta meglio e ride e sorride. Il secondo è ancora spaventato, questa mattina piangeva. Le porte dell'ospedale di Padova per bambini come Luca restano aperte. Se c'è spazio per la cura, perché no? Li andiamo a prendere, li portiamo qui, sono creature di Dio, hanno diritto di vivere.